Siamo con Stefano Trinco, presidente della Federdoc. Come vi avevo accennato, quest'anno il Friuli Venezia Giulia punta sul friulano e a questo punto vorrei chiedere a Stefano che ci spieghi questa diatriba Toccai friulano e come è finita. Vai Stefano. Querel sul friulano. Querel friulano si è risolta l'anno scorso definitivamente dopo anni di annose diatribe che è costata parecchio dal punto di vista dell'immagine, secondo me, e soprattutto della solidità dei produttori, in quanto c'erano due fazioni contrapposte, possiamo tranquillamente dirlo. Una forse più realista, una più idealista. Quella più idealista giustamente portava avanti la sua tesi, che era quella di mantenere il Toccai friulano. Quella più realista era quella che lavorava con le leggi e che diceva, c'era una legge che diceva tranquillamente che non si poteva più chiamare Toccai friulano. È stato scelto un nome nuovo da parte dei produttori, condiviso e condivisibile o meno, comunque è stato condiviso, deciso questo termine friulano, per cui lo stiamo portando avanti decisamente. La querel si è chiusa con un parere di sentenza a fine dicembre, in cui comunque il TAR ha rigettato gli ultimi ricorsi, per cui adesso si aspetterà solo la sentenza definitiva da parte dell'Unione Europea. Ma comunque ci siamo presi avanti, per cui il termine friulano è stato lanciato lo scorso anno e finalmente, oserei dire, perché con qualche anno di ritardo, è stato lanciato dal Vinitaly di quest'anno, in questi giorni, insomma, ecco. Si può dire che questa querel potrebbe dare delle opportunità al vino friulano, al territorio della nostra regione? Noi abbiamo parlato di lotta, insomma, fratricida, abbiamo perso un nome, però quando si toglie qualcosa c'è sempre un'opportunità, per cui il fatto che se ne è parlato parecchio ha incuriosito i consumatori, il fatto che i produttori abbiano avuto delle richieste di friulano è stato a significare che si è cercato di aumentare la qualità del prodotto e di conseguenza stiamo effettivamente cercando di migliorare la qualità. Il piano di rilancio che era previsto dai produttori, dalla cooperazione e dall'associazione agricola faceva un punto fermo, era dato proprio dall'aspetto viticolo ed enologico, quindi migliorare la qualità e per poi lanciare un prodotto che sia veramente il prodotto di punta dell'enologia friulana.